È un onore essere qui, è veramente stato un benvenuto meraviglioso e questo tipo di iniziative sono veramente il cuore pulsante di quello che ci mantiene vivi intellettualmente, culturalmente, politicamente. Quindi Paolo è stato meraviglioso, così come tutti i ragazzi e gli altri organizzatori, quindi davvero grazie di cuore, per me è un'emozione essere qui. Bene, allora, come iniziare? Inizierei con un po' di dati che comunque avete sentito numerosi durante queste giornate di festival. L'Oxfam nel 2023 a gennaio, quando l'elite globale si riuniva a Davos, rilasciò il suo annuale documento in cui ci dice dell'Italia che il 5% più ricco degli italiani detiene una ricchezza maggiore a quella dell'80% più povero. I super ricchi, lo 0,1% dei nostri connazionali, con un patrimonio superiore a 5 miliardi di dollari, scusate, 5 milioni di dollari, posseggono la ricchezza del 60% più povero di noi italiani. La disuguaglianza, la forbice della disuguaglianza continua a crescere. Così che l'Italia è in realtà tra gli ultimi paesi dell'UE in termini di crescita delle disuguaglianze. La povertà assoluta è in costante aumento, adesso riguarda il 7,5% delle famiglie italiane, 9,4% degli individui, che sono in totale 5,6 milioni di persone. Questi ultimi sono raddoppiati negli ultimi 16 anni e così abbiamo anche a rischio di povertà 25% della popolazione italiana. Sono numeri veramente che fanno rabbrividire, e soprattutto fa rabbrividire il fatto che mentre la povertà assoluta aumenta, così che veramente moltissime famiglie non riescono più ad avere uno standard di vita soddisfacente, i super ricchi continuano ad aumentare. Il Forbes ci dice che nel 2019 erano 35 i miliardari nel nostro paese, adesso sono 64 dal 2023. I profitti sono alle stelle e il margine di profitto nel 2022 non è mai stato così alto e buona parte del motivo per cui questi profitti sono mai stati così alti negli ultimi 50 anni è dovuto al fatto che i salari continuano a essere compressi. Siamo effettivamente, come ci mostra anche la nostra brochure del del festival, al fanalino di coda con i salari reali che sono in decrescita, e possiamo dire che degli studi recenti mostrano che 1 su 3 dei lavoratori in Italia è povero. Questi dati sull'Italia, che ci fanno vedere quanto il dato del continuo e strutturale compressione dei salari e di un lavoro che continua a essere sempre più precario e mal retribuito, non è ovviamente l'eccezione del nostro paese, ma è alquanto la regola nei paesi OCSE, e infatti diciamo che seguiamo un modello che è il modello tipicamente statunitense, dove io adesso vivo e lavoro. Così che negli Stati Uniti, che è uno dei paesi più disuguali al mondo, 40% degli americani sono one paycheck away from poverty, uno stipendio da finire nella povertà, e questo è il 40% degli americani è in queste condizioni. Bene, questi sono alcuni dati, anche se io con i dati faccio sempre fatica, infatti me li sono scritti per evitare di dirvi cose non giuste, e adesso dobbiamo un po' chiederci il perché di questa crisi sociale devastante, di questa crisi della disuguaglianza e di questa appunto forbice che continua ad aumentare. Ebbene, per capirlo è veramente importante focalizzarsi sulla natura specifica del nostro sistema economico. È una parola che ho sentito in realtà, vorrei dire forse troppo poco durante questo festival, è la parola capitalismo, e quali sono le specificità di un sistema capitalista, soprattutto di un sistema capitalista di stampo austero. Quindi è questo di cui vorrei parlarvi oggi, e vorrei riuscire a
farvi riflettere sul fatto che la realtà intorno a noi è una realtà non naturale, non data, ma una realtà che è costantemente costruita dalle azioni collettive politiche e che quindi questa realtà economica si può modificare se però c'è consapevolezza critica delle tendenze strutturali del nostro sistema che perpetuano una lotta di classe costante e che da 100 anni a questa parte, soprattutto nel nostro paese, vede sempre i soliti vincitori e tantissimi vinti. Siamo in un sistema economico che nel crescere produce strutturalmente moltissimi perdenti e pochissimi vincitori. E questa è una cosa che gli economisti sanno molto bene. E gli economisti propongono a noi le loro ricette come ricette neutrali, scientifiche, oggettive, ricette che ovviamente se non hai ottenuto un dottorato in economia non puoi capire e non ti riguarda. Quindi il fatto che in qualche modo come italiani noi siamo abituati a lasciare all'esperto le decisioni su quello che più conta nella nostra società, che appunto è dove vanno le risorse nostre, dove vanno le risorse che noi contribuiamo a creare e come vengono collocate e perché? Bene, queste domande, per esempio le questioni di politica monetaria, che adesso sappiamo benissimo sono nelle mani della BCE, Banca Centrale indipendente appunto per essere completamente separata e protetta da qualsiasi dibattito pubblico. Bene, questa diciamo, capacità degli economisti di essersi creati uno spazio autonomo e non democratico di decisioni sull'economia, sulle questioni che ci riguardano, è qualcosa che di nuovo, come il capitalismo, anche come le decisioni vengono prese all'interno dell'economia capitalistica, non sono per nulla naturali, ma vanno costruite e protette. Ebbene, è il momento, secondo me, soprattutto dato la gravissima crisi sociale che si accompagna alla gravissima crisi climatica, di riprendersi in mano lo spazio dell'economico, di evitare che lo spazio dell'economico sia appunto una sfera degli esperti. Perché? Perché quello che vorrei cercare di raccontarvi è quanto questi esperti siano guidati da modelli che sono fondamentalmente dei modelli alle basi classisti, alle basi modelli degli economisti che appunto utilizzano l'idea che la scienza economica non sia politica come arma potentissima per guidare delle politiche economiche che sono giustificate da modelli classisti. Perché? Perché nel modello stesso c'è l'idea per cui coloro che in realtà producono valore nella società non sono i lavoratori, ma sono i pochi capaci di risparmiare e dunque investire. Questo cambio fondamentale di paradigma, di nuovo, ha una storia ed ha una storia molto interessante, perché fino ai primi del Novecento la scienza economica si chiamava economia politica e la tradizione era l'economia politica classica. L'economia politica classica, che appunto è la nascita dell'economia stessa, Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, fanno parte di quella tradizione lì, sono i primi economisti, tra altri. Ebbene, questi economisti capivano il mondo attorno a loro, la specificità del tipo di economia che osservavano, la nascita del capitalismo industriale si data alla fine del Settecento, The Wealth of Nations è praticamente coevo al capitalismo industriale, alla nascita del capitalismo industriale, un pochino prima. Ebbene, questi economisti guardavano questo strano animale che era l'economia capitalistica, che si era appena sviluppata e ci dicevano, bene, questo sistema si basa su dei rapporti di classe. Ci sono classi, loro in realtà utilizzavano 3 classi, lavoratori, i capitalisti e i rentier, no? Ebbene, è una società che si basa sulle classi, sul conflitto di classe e sul fatto che il valore
che è quello che guida l'investimento economico in una società capitalistica. Perché si investe? Perché si produce? Beh, tutti sappiamo che il motivo per cui si produce è che il capitale privato deve avere come aspettativa quello di fare più soldi rispetto a quelli che si investono inizialmente, no? Se no non c'è investimento. Ebbene, questo investimento, questi economisti ci dicevano, è possibile perché questo capitale deriva appunto dal fatto che il lavoro, gran parte del lavoro, è lavoro non retribuito. Questo concetto di sfruttamento, che era la chiave dell'economia politica classica, ci diceva, bene, i profitti in realtà sono possibili perché c'è una grossa parte di quello che viene prodotto che non va ridato in forma di salario ai lavoratori, ma viene mantenuto dai capitalisti in forma di plusvalore. Ebbene, questa teoria, che quindi era un paradigma che guardava alle classi, al conflitto e al lavoro come motore della crescita economica, viene sostituito con la nascita del marginalismo, quindi il fondamento della teoria economica. Io non so quanti di voi abbiano fatto economia, ma il fondamento della teoria economica che si studia sui libri di testo come teoria appunto neutrale, oggettiva, scientifica, è un fondamento di questo specifico paradigma, che è il paradigma neoclassico, che all'epoca si chiamava la svolta marginalista, e i suoi esponenti si definivano economisti puri. Maffeo Pantaleoni, che è uno dei protagonisti del mio libro, era un economista puro, e come economista puro Maffeo Pantaleoni si definiva scientifico. Questo è Alberto De Stefani, il ministro delle finanze e del tesoro fascista sotto Benito Mussolini, un economista, un professore di economia di Venezia. Gli economisti poterono attribuire uno statuto oggettivo all'economia pura, separando forzatamente e insistentemente l'ambito economico della società da quello politico. Tracciarono infatti una precisa linea di confine tra la società e l'economia, vista come qualcosa di trascendente, un sistema isolato e astratto dalle altre componenti della sfera sociopolitica. In tal modo, quegli economisti distolsero lo sguardo da questioni storiche, calcolandole al di fuori del campo di studi dell'economia. Questa esclusione significava considerare la proprietà privata e le gerarchie di classe come dati di fatto naturali. Le pretese di obiettività degli economisti sono tuttora rafforzate dai metodi quantitativi. I numeri non mentono, quindi come potrebbe farlo l'economia? In realtà volevo leggervi. Non era proprio questa la citazione che cercavo, ma ve la riassumo io. Quindi Maffeo Pantaleoni, come uno di questi esponenti dell'economia pura, si dipingeva, e i suoi studenti allievi lo dipingevano come questo arcangelo dell'economia pura, che effettivamente riuscì a separare il politico, l'etico, il morale dall'economia. E questo è molto importante perché diede un'autorità senza precedenti agli economisti. È molto più importante, il paradigma cambiò completamente. Quindi se avevamo la lotta di classe, il lavoro e il conflitto alla base di come si capiva il capitalismo, ora gli economisti puri vedevano soltanto individui, non più classi, soltanto armonia, non più conflitto, e il lavoro viene sostituito, la teoria del valore lavoro viene sostituita con la teoria dell'astinenza, col fatto che in realtà quello che abbiamo, la ricchezza che abbiamo, derivi non più dal lavoro, ma dalla capacità dei pochi virtuosi di risparmiare e dunque di investire. Quindi questo cambio fondamentale di come noi concepiamo il mondo è un cambio di lenti. Io lo faccio sempre vedere ai miei studenti, dico: guardate, voi mettete addosso delle lenti e il mondo che vedete cambia completamente. E quindi quello che io
studio è il ruolo importantissimo che hanno gli esperti economici nell'aver indossato delle lenti che in qualche modo, invece di spiegare come funzionano le cose, invece di spiegare il motivo della disuguaglianza che sta alla base della crescita economica capitalistica, quindi che è strutturale la disuguaglianza al capitalismo, addossano delle lenti che offuscano, mistificano, non ci fanno capire come funziona il sistema, astraggono. E non solo astraggono, non ci fanno capire cosa sia lo sfruttamento, perché il concetto di sfruttamento è completamente eliminato, così come la parola capitalismo, perché ora si parla solo di mercato, di qualche cosa che di nuovo il mercato c'è sempre stato, dalla notte dei tempi, anzi, il mercato rispecchia esattamente chi siamo nella nostra più atavica, antropologica essenza come esseri umani, no? Noi siamo tutti in realtà interessati, egoisti, e questo egoismo in realtà, appunto come ci spiegano, è un bene perché tutti gli altri ne beneficiano, secondo questi modelli, no? In cui c'è l'armonia, di nuovo non c'è più il conflitto. Ebbene, questa lente qui ha un potere enorme sulla società e voi altri, me inclusa, anche quelli che non studiano economia, in realtà ne sono profondamente influenzati. E la cosa più triste, il motivo per cui siamo qua oggi, anche per cercare di ripensare a quello che diamo per scontato, la cosa più triste è che noi siamo proprio convinti che questa realtà sia qualcosa di immutabile, qualcosa che dobbiamo accettare passivamente. E questo perché in qualche modo ci fidiamo degli esperti che ci dicono: beh, noi siamo scienziati, siamo puri, siamo oggettivi e noi vi diciamo qual è il bene per tutti. Quindi fidatevi. Bene, è il momento di ripensare a questa cosa, soprattutto per i dati, per la realtà che intorno a noi vediamo. Quindi io vi ho proposto alcuni dati, ma ce ne sono tantissimi altri in cui si vede chiaramente che il tasso di sfruttamento, soprattutto negli ultimi 50 anni, non fa che aumentare. Come si misura il tasso di sfruttamento? Si misura guardando la quota del PIL che va al profitto fratto la quota del PIL che va al salario. E non vediamo altro che un continuo aumento. Bene, allora come fare a scuoterci fuori dalla lente che gli economisti in qualche modo indossano e inebriano tutta la società attorno a loro nell'accettare la loro lente come l'unica lente possibile? Bene, la storia può esserci d'aiuto. Controllo solo l'ora perché qua tendo sempre a farlo troppo. La storia può esserci molto d'aiuto ed è questo il motivo per cui ho fatto un lavoro nel libro Operazione Austerità, che è una traduzione del mio libro che è uscito in inglese a novembre del 2022 come The Capital Order, e Einaudi l'ha tradotto con Operazione Austerità. È un libro che sta facendo molto parlare, sono contenta perché mi sembra che sia il momento proficuo per appunto cercare di scuoterci fuori dall'inebriamento che gli economisti in qualche modo hanno diffuso. Ebbene, in questo libro uso la storia per capire il presente. E quello che si capisce è che la logica dell'austerità, che oggi pervade la nostra società ed è il reale motivo di questi numeri agghiaccianti di povertà, di disuguaglianze, di sfruttamento, questa logica dell'austerità che oggi noi abbiamo naturalizzato e normalizzato si può solo davvero capire se si guarda quello che successe 100 anni fa, dopo la Prima Guerra Mondiale, un momento storico interessantissimo che purtroppo a scuola si studia poco, in cui con la Grande Guerra, in cui tra l'altro gli italiani erano tra i pochi, anche i lavoratori italiani, gli unici a livello europeo che si opposero all'entrata in guerra dell'Italia, mentre tutti gli altri partiti, anche i partiti lavoratori come il partito dei socialisti, avevano aderito alla guerra, e quindi la guerra aveva spezzato quello che era un po' una coalizione internazionale sovranazionale tra i lavoratori a livello globale. Bene, gli italiani furono tra i pochi che non ci credettero mai alla Prima Guerra Mondiale. Questa guerra fu un massacro per il nostro paese. Perché? Perché non solo morti terribili, ma anche i lavoratori che rimasero a casa, comprese le donne che furono lanciate per la prima volta nel mondo del lavoro,
furono sottoposti alla militarizzazione. Cosa vuol dire? Che se uno non si presentava a lavoro, non solo non veniva pagato, ma rischiava grosso, rischiava delle sanzioni politiche, rischiava la prigionia, rischiava la multa. Bene, in questo momento storico, durante la Prima Guerra Mondiale, fu molto chiaro agli italiani stessi che la loro sofferenza non era un dato di fatto naturale, opera delle leggi impersonali del mercato, ma era qualcosa di coscienziosamente mantenuto e protetto dallo Stato, che militarizzava la forza lavoro e controllava la produzione durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi questo collettivismo bellico, il fatto che lo Stato si inserì per la prima volta nella storia del capitalismo come maggiore produttore, maggiore e come colui che effettivamente controllava la forza lavoro, questo scatenò una presa di coscienza enorme del fatto che lo sfruttamento capitalistico non fosse il miglior modo per organizzare la società. E nel 19 e nel 20, come racconto in Operazione Austerità, tutta la prima parte del libro è dedicata a questo momento di alternative possibili, che a noi, che appunto siamo reduci da 100 anni di successo di austerità, ci sembrano assurde, ci sembra ma com'è possibile che questi avessero tutte queste alternative, le stessero mettendo in pratica, perché questa è la cosa veramente interessante, di dare voce alle fonti storiche. Facendo il lavoro d'archivio uno si annoia anche un po', perché è pedante, poi bisogna andare a Roma, agli archivi di Stato per ottenere un documento, magari ci metti anche tutta la giornata, lungaggini di tutti i tipi, poi non trovi il documento giusto, ma quando trovi i documenti che ti parlano sono emozionantissimi, perché è questo che cerco di ricostruire in tutta la prima parte del libro. Erano altri tempi, erano momenti in cui le persone credevano in un futuro migliore e lo mettevano in pratica. E quindi in un momento in cui la maggiore domanda richiesta, scusate, era quella di democrazia economica, quella di oltrepassare i rapporti salariali, che sono appunto alla base di quello che oggi vediamo ancora, in favore di un'idea di partecipazione democratica della costruzione delle risorse, partecipare alla produzione e alla distribuzione delle risorse insieme, collettivamente. Le cooperative e i consigli di fabbrica furono un'interessantissima innovazione istituzionale, e Antonio Gramsci fu uno dei leader a Torino con l'Ordine Nuovo, che è un movimento veramente sofisticatissimo, e tra l'altro si trovano ancora i numeri dell'Ordine Nuovo online adesso, si possono andare a leggere, e veramente con gli occhi dell'ora si stupisce quanta energia ci fosse nell'aria. Questa energia appunto non era semplicemente un cambiamento istituzionale con questi consigli di fabbrica che dovevano essere alla base di un'idea che ci si decideva tramite assemblea cosa produrre, e che i lavoratori potessero avere nelle proprie mani effettivamente il ruolo di decidere come si produceva e come si distribuivano le risorse. E ovviamente questo avveniva anche a livello agricolo. Nel 1919 si occuparono le terre, la maggioranza d'Italia era ancora agricola e i contadini occuparono le terre per gestirle collettivamente. Bene, quindi in questo momento di enorme entusiasmo, che io cerco di riprendere con tantissime citazioni dell'epoca, non erano solo la maggioranza dei lavoratori salariati che credeva in una possibilità di un mondo diverso, c'erano anche l'élite d'allora, la borghesia d'allora, preoccupatissima perché anche loro capivano che eravamo in un momento di crisi esistenziale del nostro sistema economico, che fino a quel momento era riuscito a stare in piedi come dato di fatto naturale, ovvio, sempiterno, e invece in quel momento di rottura che la Prima Guerra Mondiale aveva scatenato si era prodotta un'apertura di immaginazione, davvero un'immaginazione senza precedenti di possibilità politiche e istituzionali. Ebbene, in quel momento la reazione fu brutale. Le classi dominanti, che comunque dal sistema guadagnavano, si organizzarono in maniera impeccabile, intelligente e veramente coordinata, con l'arma più potente, l'arma dell'austerità, un'arma che noi vediamo ovunque e neanche nominiamo più,
L'austerità è talmente pervasiva della nostra società che non usiamo neanche mai il termine, lo usiamo di rado, lo usiamo nei momenti specifici, ma in realtà quello che cerco di mostrare attraverso la ricerca storica, l'austerità purtroppo, che è emersa nel 1920 in Italia, nel 1922 con l'avvento di Benito Mussolini al potere, bene, questa austerità non ci ha ancora abbandonato. E quindi quello che racconta in Operazione Austerità è quanto l'austerità sia intelligente, non può essere liquidata come un errore di policy, come cattiva teoria. Ma cosa fanno questi economisti? Non capiscono che facendo austerità l'economia non cresce e la gente perde il lavoro? Certo che lo capiscono molto bene, e quello che io cerco di mostrare è che è proprio questo lo scopo dell'austerità. Il fatto che si dica che il pareggio di bilancio sia, adesso lo prendiamo come sinonimo di virtuosismo economico, come unico obiettivo razionale e accettabile della nostra società, il pareggio di bilancio. Beh, il pareggio del bilancio è una retorica che nasconde una lotta di classe unilaterale dei pochi che hanno reddito da capitale, quindi interessi e dividende, sui molti che hanno reddito da salario. E questo noi lo dobbiamo smascherarlo. E come si fa a smascherare questo? Si fa guardando alla storia. In questo momento di ispirazione post-capitalistica, gli economisti, insieme ai governi di tutta Europa e tutto il mondo, si ritrovarono a delle conferenze internazionali, le prime conferenze economiche internazionali di Bruxelles 1920 e Genova 1922. Si organizzarono per costruire un codice dell'austerità, che era costituito da quello che io ho definito la trinità dell'austerità, una trinità potentissima, che vediamo ancora adesso in operazione. Cos'è questa trinità dell'austerità? Bene, l'austerità fiscale. Cos'è l'austerità fiscale? Non è semplicemente taglio alla spesa pubblica. Questo è un problema serio. Gli economisti utilizzano una lente, tra cui la lente che indossano gli economisti, è una lente dell'aggregato, no? È una lente che vede l'economia come un dato di fatto, oggettivo, separato da noi. Ci sono dei fatti e c'è l'aggregato. Quindi interessa vedere quanto lo Stato spenda. Bene, se noi guardiamo quanto lo Stato spende, non capiamo un bel niente. O meglio, capiamo quello che gli economisti vogliono che capiamo, che loro stanno operando per il bene di tutti. Ma dobbiamo invece adottare una lente che riprende un po' il concetto di classe, per capire che quello che interessa non è tanto quanto lo Stato spenda, ma dove lo Stato spende. Quindi se in Italia adesso guardiamo, i soldi si stanno spendendo profusamente. Dobbiamo arrivare al 2% del PIL della spesa militare, 800 milioni in più per la spesa militare solo alla finanziaria di quest'anno. E intanto si tolgono i soldi alla sanità, all'educazione, ai trasporti. E chi ne ha più ne metta. Le risorse sociali vengono tagliate a favore di spese che ovviamente beneficiano i profitti dei pochi. Questa austerità fiscale, dove lo Stato spende, è accompagnata dove lo Stato prende i soldi, perché sappiamo bene tutti che in realtà i soldi che circolano sono soldi nostri. A meno che lo Stato voglia indebitarsi, la maggioranza dei soldi arrivano dalle tasse. Bene, chi le paga queste tasse? Quello che si scopre è che la tassazione, e di nuovo l'austerità non è incrementare le tasse, non ci dice un bel niente. Chi è a cui vengono incrementate le tasse? Di nuovo, a chi? Chi sono i perdenti? Chi sono i vincitori? Non si può capire il capitalismo se non si pensa in termini di perdenti e vincitori. Bene, chi paga le tasse? La gente comune, i lavoratori. Si incrementano le tasse sui consumi, ok? L'IVA va sempre su. E nel frattempo la tassazione è totalmente regressiva, perché gli scaglioni continuano a diminuire e non ci sono praticamente tasse sui profitti, pochissime. Questo di nuovo è un modello non italiano, quello che vi racconto è un modello globale. Purtroppo gli Stati Uniti sono i leader di questa tassazione regressiva. Ieri abbiamo avuto qua Riccardo Staglianò che ce l'ha fatto capire molto bene cosa sia la tassazione regressiva
anche negli Stati Uniti, così che in realtà le 400 famiglie più ricche in America in questo momento pagano meno tasse di tutti gli altri gruppi economici negli Stati Uniti. Volevo solo leggervi quello che diceva al proposito Warren Buffett, che veniva citato ieri dal nostro amico. Scusate, se lo trovo bene, se no andiamo avanti. Eccolo. Si dice che Warren Buffett, il noto investitore, nel 2020 la quarta persona più ricca sulla Terra, nel 2006 abbia detto: è in corso una guerra di classe, va bene, ma è la mia classe, la classe ricca, che sta muovendo guerra e stiamo vincendo. Questo libro mostra come la più grande vittoria di tutte, quella che aprì la strada a tutte le vincite che sono seguite, fu ottenuta nello scontro che ebbe luogo un secolo fa. Ebbene, questa austerità fiscale, appunto tassazione regressiva e tagli alla spesa sociale, si accompagna all'austerità monetaria. L'austerità monetaria cos'è? Beh, è da un anno che vediamo tutte le banche centrali a livello globale incrementare i tassi di interesse. E di nuovo, cosa vuol dire incrementare i tassi di interesse? Vuol dire che i creditori ovviamente ci guadagnano, no? Perché ottengono maggiore interesse sul capitale prestato. E nel frattempo, indovina chi? Perde. Come perde? Beh, noi qua in Italia magari lo vediamo meno, ma negli Stati Uniti la maggioranza della popolazione, i lavoratori appunto che sono one paycheck away from poverty, vivono a credito. Quindi è molto più difficile arrivare a fine del mese, ovviamente, se i tassi di interesse sono aumentati. Molto più difficile prendere a prestito. Nello stesso tempo il problema non è tanto noi come consumatori, che ovviamente perdiamo, ma purtroppo è noi come lavoratori. Perché? Cosa sanno bene gli economisti? Che incrementare i tassi di interesse produce recessione economica. Questa non è una cosa non osservata e non predicted, scusate, non vista. Sappiamo benissimo che il Fondo Monetario Internazionale sta dicendo da mesi che la recessione arriverà e sarà un hard landing, no? Un landing duro. Ebbene, cosa vuol dire questo? Che ci saranno meno lavori disponibili e nel frattempo ci saranno anche più licenziamenti, aumenterà la disoccupazione e questo aumento della disoccupazione, guess what? Disciplina i lavoratori nell'accettare salari ancora più bassi, no? Questa è proprio la base dell'economia politica, c'è competizione tra lavoratori al ribasso. Quindi austerità monetaria di nuovo favorevole ai pochi creditori e molto inconveniente per la maggioranza che si sacrifica con un incremento della disoccupazione. Faccio una parentesi qua e anche controllo l'ora perché... ok, no, faccio una parentesi qua. E perdonate perché adesso stavamo facendo un discorso storico, però secondo me è importante dirlo adesso. Quello che sto dicendo io non è una strana tesi della cospirazione, basta leggere quello che ci racconta Jerome Powell, chairman della Federal Reserve, no? La banca centrale statunitense. Jerome Powell e tutti i suoi esperti al governo, tutti gli economisti al governo, che in qualche modo guidano la banca centrale americana, sono lì che fremono per vedere aumentare il tasso di disoccupazione. Continuano a dire non è ancora il momento di abbassare i tassi di interesse perché noi dobbiamo vedere un cambiamento nei rapporti di lavoro. Dobbiamo vedere aumentare la disoccupazione. Perché? Perché i salari nominali stanno crescendo e stanno crescendo troppo e questo non va bene perché poi non ci sono abbastanza aspettative di profitto, nessuno investe più e l'economia capitalistica non funziona. Quindi questi economisti non stanno dicendo sciocchezze, non sono stupidi, capiscono benissimo che la nostra società economica, che di nuovo è una società capitalistica, si basa sul fatto che la maggioranza di noi accetti di lavorare a condizioni precarie e con salari bassi. Questo è l'ordine del capitale, come il titolo del mio libro negli Stati Uniti.
E questi economisti sono lì per proteggere questo ordine del capitale. E quindi se adesso i tassi di interesse li abbassano troppo velocemente, non ottengono il risultato che vogliono, che è quello di, come dicono loro, loosen the labor market, di renderlo meno tight, meno rigido, meno stretto. Negli Stati Uniti è un momento storico molto interessante quello che stiamo vivendo adesso mentre parliamo. È da un annetto 2 a questa parte che per la prima volta da tantissimi anni, da almeno 50 anni, i lavoratori sono sul piede di guerra. Ci sono nuovi sindacati che stanno emergendo nel settore terziario, settore tradizionalmente non rappresentato dai sindacati e molto molto debole ovviamente, dove proprio la crescita si può basare ovviamente non sull'investimento per maggiore produttività, ma proprio sulla compressione salariale. Ebbene, Starbucks, Amazon, Chipotle, un innumerevole gruppo di lavoratori di queste grosse corporation nel mondo del terziario si stanno attivando per sindacalizzarsi. Nel frattempo ci sono tantissimi scioperi, centinaia al giorno in tutti gli Stati Uniti. E cosa più pericolosa per l'ordine del capitale, la gente si sta dimettendo. Ci sono 46 milioni di americani che nel 2022 hanno mollato il loro posto di lavoro volontariamente, dicendo noi siamo stufi di queste condizioni da fame. Quindi capite che in questo momento storico di ribellione rispetto all'ordine del capitale, in cui le persone non ne possono più, ovviamente una ribellione spontanea, non è certo lo spirito rivoluzionario del 1919 che racconto nel mio libro, però comunque è una forma di scuotimento della base fondamentale della nostra società, che gli economisti sono lì costantemente a proteggere. Ecco, in questo momento storico non si possono abbassare i tassi di interesse, anche se si sa benissimo che tra l'altro l'inflazione non è dovuta al fatto che i salari stanno aumentando, cosa che sta anche succedendo, ma i salari non stanno comunque, a meno casi particolari di gruppi, i gruppi più marginalizzati stanno effettivamente ottenendo degli incrementi dei salari nominali più alti rispetto all'inflazione, cosa mai vista da tantissimo tempo. Le donne nere, per esempio, che lavorano nei settori terziari, stanno vedendo un incremento sconosciuto. Ma quello che è il punto, che non interessa tanto quale sia davvero il motivo dell'inflazione, quello che interessa è aumentare la disoccupazione, così che l'effetto disciplinatore della disoccupazione riporti il mercato a una situazione normale in cui i lavoratori accettano di lavorare, A accettano di lavorare, B accettano di lavorare a un salario adeguato secondo i modelli degli economisti. Guardate, è un momento interessante perché se 10 anni fa c'erano 4 disoccupati per un posto di lavoro negli Stati Uniti, adesso siamo in una situazione in cui per ogni disoccupato abbiamo 2 posti aperti di lavoro. Quindi questo problema del fatto che la gente non torna a lavorare sta davvero cambiando le dinamiche politiche che sono alla base della nostra società economica e dell'economia capitalistica. Ebbene, in questo momento l'austerità monetaria è fondamentale come elemento della Trinità per riuscire a placare il disordine nel mercato del lavoro. E finalmente c'è anche l'austerità, il terzo elemento della Trinità è l'austerità, quella che ho definito nel mio lavoro, austerità industriale, che è quello di cui abbiamo sentito parlare nel festival, ovvero deregolamentazione del mercato del lavoro, tutte queste misure che dal pacchetto Treo a tutti gli altri pacchetti Renzi, quello che volete, hanno flessibilizzato il lavoro e quindi precarizzato il lavoro. Privatizzazioni, enormi privatizzazioni, sappiamo benissimo che il governo Draghi prima di andarsene di soppiatto ha fatto carta straccia del referendum sull'acqua pubblica e sulle public utilities, no? Servizi pubblici. Adesso tutti i comuni sono obbligati a mettere a gara, dimostrando, se vogliono ottenere pubbliche la gestione dei servizi, tra cui i trasporti, di essere più efficienti del privato. Beh, privatizzazioni che non smettono di accadere anche quando le persone si oppongono tramite
strumenti di democrazia diretta come il referendum, deregolamentazione del mercato del lavoro, ovviamente attacchi ai sindacati costanti. Ho qua un dato che riguarda tutti i paesi OCSE. Nel 1975 nei paesi OCSE c'erano 33% dei lavoratori iscritti ai sindacato, adesso siamo al 16% nel 2008, in realtà questi sono dati, però comunque costante, come sappiamo, diminuzione del potere contrattuale dei sindacati. Ebbene, questa trinità dell'austerità è una trinità che noi abbiamo di nuovo preso come dato di fatto naturale della nostra economia odierna, ma ha un'origine, e ha l'origine appunto in questi anni 20, che è molto interessante notare come origine, perché era un momento in cui nessuno credeva a questi economisti. Le persone comuni avevano un'altra mentalità, un bisogno di cambiamento reale, e questi economisti si trovarono a queste conferenze internazionali, misero insieme questo pacchetto dell'austerità, in cui il motto, e di nuovo non sono mie parole, ma sono parole dell'epoca, era lavorare di più, consumare di meno. Ebbene, la maggioranza della popolazione si diceva: guardate cari, vi siete sbagliati, per riottenere l'equilibrio finanziario dobbiamo tutti consumare di meno e produrre di più. Questo è il motto, che poi si sviluppò in maniera incredibilmente simile, e questo diciamo l'ultimo punto magari su cui mi soffermo, si sviluppò in maniera incredibilmente simile in due contesti socio-economici profondamente differenti. Nel 1920 l'austerità ebbe un successo enorme del ristabilire l'ordine del capitale, di rimandare tutti a lavorare per un salario basso senza proteste, in due paesi che non potevano essere più differenti sulla carta. La Gran Bretagna, un impero, il paese ancora più, certo stava adesso iniziava a competere con gli Stati Uniti, ma comunque il paese più avanzato, più ricco, è un paese che aveva colonizzato mezzo mondo. Bene, quello che il Tesoro britannico e la Banca d'Inghilterra fecero e imposero sui propri cittadini questa trinità dell'austerità ebbe un effetto dirompente nello spezzare il collo a tutte queste alternative al capitalismo e fondamentalmente ristabilire l'ordine vigente. Quello che accadde in Inghilterra, grazie a questi economisti tecnocrati che in qualche modo avevano isolato la loro potere decisionale dalla maggioranza, la banca centrale indipendente, di nuovo cosa che diamo per scontata adesso, è qualcosa per cui lottarono profondamente gli economisti di cui io parlo in questo libro e le esportarono in tutto il mondo. Uno dei miei protagonisti, Basil Blackett, che gestiva il tesoro in Inghilterra, lo esportò in India. Similmente un suo collega lo esportò in Brasile. Quindi questa banca centrale indipendente, ovviamente, come diceva Ralph Hawtrey, doveva essere indipendente in modo tale da poter never explain, never regret, never apologize, che vuol dire mai spiegare, mai chiedere scusa e mai pentirsi. Okay? Questo era quello che doveva fare la banca centrale indipendente, perché lo poteva fare nel momento in cui esplicitamente si escludeva la partecipazione politica alle decisioni in materia monetaria. Ebbene, quello che successe in Inghilterra successe in maniera pari pari sotto Mussolini nel primo fascismo degli anni 20. Mussolini fu un maestro dell'austerità. Mussolini, uomo molto intelligente, capì benissimo che se riusciva a proporsi come l'uomo giusto al momento giusto nel reprimere le rivendicazioni di cambiamento sociale dei lavoratori, ebbene avrebbe ottenuto un sostegno importantissimo da tutti i liberali, sia liberali in Italia che liberali a livello internazionale. E questo, secondo me, e non secondo me, secondo la storia che riproduco anche nel libro, tramite di nuovo fonti primarie, fu fondamentale per garantire il successo del regime per tutti gli anni che seguirono. Mussolini privatizzò, fece la più grossa privatizzazione del mondo occidentale nel 1920, fino ad allora la fece Mussolini. Mussolini licenziò 65.000 dipendenti pubblici. Mussolini
tornò all'oro tramite la battaglia della Rila, facendo grossa deflazione, questa deflazione che portò a un incremento della disoccupazione. Mussolini pareggiò il bilancio, velocemente tagliando tutta la spesa sociale che in quel momento storico era incrementata perché la nascita del welfare state, dello Stato sociale, datava proprio al 1919, un anno che ferveva di alternative. Ebbene, Mussolini fece tutto questo e ottenne grandi risultati. Ottenne che qualcuno come Luigi Einaudi, che conosciamo molto bene, essere poi il nostro primo Presidente della Repubblica, lo osannò apertamente sulle pagine del Corriere della Sera e sulle pagine dell'Economist. Lui faceva il corrispondente estero sull'Economist, l'emblema del liberalismo anglosassone. Ebbene, le parole di Einaudi non erano che apprezzamento per la politica virtuosa e razionale di Benito Mussolini. Così come lo appoggiò Einaudi, lo appoggiarono moltissimi altri liberali e ovviamente gli economisti, anzi De Stefani, primo ministro del tesoro di Mussolini, era un economista, quello che il Times lo definì un Oxford Don, no? un economista che riusciva in qualche modo a imitare così bene i modelli degli economisti inglesi. Ebbene, grossi applausi. E gli applausi ovviamente non venivano solo dall'interno, ma venivano dall'esterno. Quindi adesso vi vorrei leggere soltanto un passo. Questo capitolo 8, con cui chiudo, è un capitolo che mi rende fiera, perché è un capitolo in cui mi sono veramente cimentata a fare la storica tout court, non soltanto la storica del pensiero economico e la storia economica. E sono andata, come tutto il libro, ma questo in particolare, sono stata parecchio agli archivi della Banca d'Inghilterra. E è interessante notare quanto pochissimo, anzi nulla di questo fosse ancora stato messo per iscritto e pubblicato, del fatto che questi inglesi vedevano chiaramente l'oppressione politica che si accompagnava all'austerità, il fatto che comunque i sindacati erano stati messi fuori legge, ricordiamo, gli scioperi erano stati messi fuori legge, le persone venivano comunque, delitto Matteotti fu un momento fondamentale, ma comunque ci fu tantissima repressione, non sono certo io che ve lo devo dire. Bene, sapendo tutto questo, loro comunque l'austerità di Mussolini l'apprezzavano moltissimo. Durante i primi giorni del regime, il tono delle osservazioni britanniche non fu dunque di condanna, ma di apprezzamento per il buon senso del leader fascista. Graham era l'ambasciatore inglese a Roma, dichiarò per esempio che per l'Italia il fallimento principale stava nel parlamentarismo. Con le sue dinamiche faziose, il parlamentarismo, democrazia, non faceva che aumentare l'ingovernabilità, in un momento in cui una grave necessità economica e la minaccia di una rivoluzione richiedevano qualcosa di più forte. Perfino Montagu Norman, governatore della Banca d'Inghilterra, dopo aver espresso diffidenza nei confronti di uno Stato che, come quello fascista, sotto il quale qualunque dissenso era stato eliminato e in cui l'opposizione in qualunque forma era scomparsa, sue parole, aggiungeva però: questo stato di cose è inadeguato al presente e può offrire, è adeguato al presente e può offrire al momento l'amministrazione più adatta all'Italia. Norman spiegava, questa è una lettera che scrive a Jack Morgan di JP Morgan Chase, adesso la banca più importante negli Stati Uniti che ha appena comprato molte altre banche, come voi sapete. Il fascismo ha sicuramente portato ordine nel caos degli ultimi anni. Qualcosa del genere era senza dubbio necessario per evitare che il pendolo oscillasse troppo nell'altra direzione. Il duce era l'uomo giusto nel momento critico. Questo Graham, 18 mesi fa, qualunque osservatore informato nella vita della nazione era costretto a giungere alla conclusione che l'Italia fosse un paese sull'orlo del declino. Oggi anche coloro che non amano il fascismo riconoscono che l'intera situazione è cambiata, uno stupefacente progresso verso la stabilizzazione delle finanze di Stato, gli scioperi diminuiti del 90%, le giornate lavorative perse sono calate di oltre il 97%, con un aumento dei risparmi nazionali di 4.000 milioni di lire e via dicendo. Quindi capite bene qua qual è l'antifona di questa storia. L'antifona di questa storia è che l'austerità è fondamentalmente, intrinsecamente antidemocratica. Antidemocratica perché? Perché non solo opera strutturalmente per spostare le risorse dai tanti lavoratori ai pochi che ci guadagnano da questo mondo capitalistico, ma
è anche questa possibilità di queste politiche della trinità dell'austerità che vediamo quotidianamente sulla nostra pelle. Adesso pensate alla flat tax, pensate all'allimento del reddito di cittadinanza, pensate alle costanti privatizzazioni, insomma pensate a tutto quello che leggete sui giornali tutti i giorni. Queste politiche sono possibili perché? Perché c'è stata una fondamentale dedemocratizzazione della sfera dell'economico, che è esattamente quello da cui siamo partiti all'inizio di quest'ora insieme. Il fatto che noi ci siamo abituati a lasciare in mano agli altri le decisioni che più contano. E perché? Perché gli economisti sono stati in grado, non solo gli economisti ovviamente, però hanno giocato un ruolo importante nel crearsi uno spazio completamente non sottoposto a nessun controllo democratico. La banca centrale indipendente, più indipendente del mondo, sapete qual è? La BCE. La BCE, l'Europa ha il nuovo gold standard, il BCE nei suoi articoli dice esplicitamente che non ci può essere nessuna interruzione del suo lavoro da parte della comunità politica. Adesso ve lo leggo pure questo articolo, sono in grado di... Ecco, sì. Il suo statuto proibisce esplicitamente ai suoi membri di sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o degli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri e da qualsiasi altro organismo della comunità o istituzioni politiche nazionali. Ebbene, qua ci siamo. E di nuovo questo isolamento democratico, questa dedemocratizzazione dello spazio economico è giustificato da potentissimi modelli che si vengono insegnati a tutti i livelli purtroppo, dal liceo a quelli che fanno economia al liceo, a tutti quelli che fanno i corsi di economia all'università, che sono modelli di nuovo che, se si legge la storia, come spiego in questo libro, della sua nascita, si capisce pienamente di quanto classisti questi modelli siano. Vorrei concludere con una citazione di Maffeo Pantaleoni, appunto quello che è definito... Maffeo Pantaleoni è un economista importantissimo, uno appunto dei padri fondatori del marginalismo in Italia, arcangelo dell'economia pura. Ebbene, questo arcangelo dell'economia pura non aveva mezzi termini quando scriveva sui giornali che le persone comuni leggevano, scriveva: tutto considerato, mi sembra ovvio che le classi che hanno redditi minori sono notevolmente deficienti per qualità in confronto delle altre, in modo che questa deficienza è causa del minor reddito e non già il minor reddito causa della deficienza. Questo è lo stesso economista puro che scrive i principi di economia pura che sono alla base del marginalismo. E di nuovo, per concludere, vorrei leggervi quanto questo fascista, che Pantaleoni comunque era fascista, gli diceva: è ben noto che i salari degli operai nelle zone industriali e commerciali dell'Italia sono notevolmente aumentati, scriveva nel 19. Ah, scusate, questo è in Audi. Ne fanno prova gli aumenti cospicui dei consumi non necessari di bevande alcoliche, di dolci, cioccolate e biscotti. Questo è in Audi, che scrive nel 1920 sul Corriere. Era per dirvi che Pantaleoni la metteva giù ancora più dura, diceva: per opera del bolscevismo è anche venuta meno quella modestia del tenore di vita che distingueva l'italiano. L'aumento tanto notevole dei salari non è stato accompagnato da incivilimento, sicché l'operaio e la sua compagna vivono come porci nelle loro case per sciupare all'osteria in vino gran parte del loro reddito. Questo Pantaleoni del 1922. Lo stesso economisti che in qualche modo ancora adesso, con i loro modelli, che ovviamente sono stati più matematizzati, in cui quindi questi principi classisti sono più nascosti, ancora adesso sono lì a dettare le regole che noi dobbiamo accettare come necessarie. Quello che vorrei dire è che dobbiamo decolonizzare le nostre menti, capire che questi sono progetti politici e dobbiamo in questo modo prenderne consapevolezza. La storia ci può essere utile per ritornare ad avere un'immaginazione per un futuro che sia un futuro davvero migliore per i giovani e comunque che ci garantiscono la sopravvivenza del pianeta intero, data questa situazione secondo me cruciale per la storia dell'umanità in quanto tale. Grazie mille per avermi qui.